Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. E adesso lo sport, parliamo di calcio, il servizio. Un buon approccio alla gara non è bastato a Catanzaro per uscire indenne dal Massimino di Catania. La squadra di Dionigi ha affrontato a viso aperto la vice capolista, soffrendo soltanto nella parte centrale del primo tempo, quando gli etnei hanno colto la traversa con aria e trovato un gol con Curiale, annullato per fuorigioco di Lussotto, autore dell'assist. Nel finale di tempo, un acuto degli ospiti con Letizia al tiro. Poi nella ripresa il gol di Caccetta, bravo a girare in rete un corner battuto da Di Grazia, e la reazione del Catanzaro, vicinissimo al pareggio con Letizia, impreciso sotto porta. Nel finale, l'azione travolgente di Ripa, fermato soltanto dal palo, contento per la prestazione di Dionigi, deluso dal risultato. Non siamo fortunati, nelle ultime 4 partite abbiamo subito 2 gol da calcio piazzato, però abbiamo avuto anche un calendario, queste 5 partite tra Catania, Monopoli, Trapani, Matera. Abbiamo incontrato le prime 4 della classe, o più le più accreditate alla vittoria del campionato, e abbiamo retto con tutti, forse meritando anche di meno di quello che abbiamo seminato. Però sono contento perché nei ragazzi sta crescendo una grande mentalità di squadra, di gruppo. Sotto il punto di vista del gioco siamo venuti con grande personalità a Catania. La sconfitta del Catanzaro vale l'aggancio in classifica da parte del Cosenza, vittorioso sulla Juve Stabia. Giallorossi e rossoblù appaiati proprio a 7 giorni dal derby di domenica, un motivo in più che rende la sfida ancora più accattivante. Mai come quest'anno il confronto è tra 2 formazioni dal valore simile. Il Catanzaro non ha spiccato il volo con il cambio di allenatore, il Cosenza si è sollevato pian piano dalle sabbie mobili e mostra i segni evidenti di una graduale crescita. Contro la Juve Stabia i lupi non hanno avuto esitazioni, spingendo con lucidità e grinta prima e dopo il gol di Bruccini, sfiorando il raddoppio e rischiando quasi nulla. Per Braglia un altro passo in avanti verso la costruzione di un Cosenza più solido. Piano piano, dobbiamo capire certe cose, stiamo avvicinandosi, però ogni partita c'ha un'insidia, noi non possiamo permetterci nemmeno di rilassarci un attimino. Dobbiamo continuare a giocare, continuare a fare il nostro dovere e poi vediamo alla fine. E dato che venivamo da 2 partite di già, ho pensato un attimino anche a tutelare la squadra e affidarmi anche alle qualità dei singoli. Dimenticare Trapani era l'imperativo per il rende di Trocini e non poteva esserci metodo migliore che un successo in trasferta sul campo dell'ex capolista Monopoli. La gara perfetta dei biancorossi, aggressivi ma bravi a coprire, evitando di soffrire le ripartenze di una squadra tra le più ciniche del campionato. Ad inizio ripresa l'affondo decisivo di Rossini al terzo gol decisivo in 14 giornate e la difesa ordinata del vantaggio contro gli avversari, apparsi sbiaditi rispetto alla prima fase del torneo. Trocini è raggiante. Siamo stati veramente bravi su un campo difficile contro una squadra che sta facendo un campionato per me strepitoso, quindi sono veramente contento di questa vittoria. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.